Se 100 anni fa fossimo andati in giro a dire che un austro-ungarico sarebbe diventato primo ministro italiano, non solo ci avrebbero riso in faccia, ma ci avrebbero presi anche a botte. Già, perché 100 anni fa, nel 1912, l'impero austro-ungarico è il nemico assoluto per l'Italia. Però se andiamo a sbirciare in una seduta nel Parlamento austro-ungarico, troviamo un giovane con gli occhialetti che porrà fine a questa storica inimicizia. Si chiama Alcide De Gasperi. È un giovane di talento che viene da una famiglia molto povera e siede nel Parlamento austriaco, perché è nato in Trentino, all'epoca territorio dell'impero austro-ungarico, ed è stato eletto nelle file del Partito Popolare. Pur essendo italiano, non vede l'Austria come il demonio e si oppone alla guerra tra Austria ed Italia. E quando il Trentino passa all'Italia nel 1918, al termine della Prima Guerra Mondiale, viene eletto deputato e si stabilisce a Roma. Sta però iniziando il ventennio fascista e lui non vede di buon occhio quei tipi in camicia nera che vogliono azzerare il dibattito politico. Beh, in realtà con i suoi occhialetti ci vede lungo, perché i fascisti nel 1927 lo sbattono in galera e gli tolgono la possibilità di lavorare. E soprattutto lo fanno sprofondare nella miseria. Gli ci vogliono 2 anni per trovare un lavoro e lo trova presso la Biblioteca Vaticana. Durante la guerra sogna un partito fondato sui valori cristiani in cui nessuno è contro l'altro, ma tutti concorrono al benessere reciproco. Il suo sogno si chiama Democrazia Cristiana. Il partito che assieme a pochi altri fonda nel 1942 a casa di Giorgio Enrico Falck, un ricco imprenditore milanese. Finita la guerra e diventato primo ministro, nel dicembre 1945 ha un altro sogno, quello di un'Europa unita, perché per troppi anni gli europei hanno fatto la guerra tra di loro. È giunta l'ora di esaltare le somiglianze e abbattere le differenze. E siccome le differenze sono pochissime e le somiglianze tantissime, l'Europa unita si può fare. Lui è un fervente cattolico, ma crede che l'Italia debba essere governata dai politici, non dai preti. Durante le elezioni del 1953 è promotore di un premio di maggioranza per la coalizione che avesse vinto, ossia DC, PRI, PLI e socialdemocratici. I suoi avversari politici, socialcomunisti, la definiscono legge truffa perché la ritengono poco democratica. Ma proprio in quelle elezioni del 1953 la Democrazia Cristiana perde molti voti e quindi non scatta il premio di maggioranza. De Gasperi è il padre del centrismo democristiano, centrismo che durerà fino agli inizi degli anni 60. È stato indubbiamente un grande statista e un grande democratico. L'Italia lo perde il 19 agosto del 1954. I suoi funerali generano grande commozione in tutto il paese. Hai capito? Hai capito chi erano i padri fondatori della Repubblica Italiana? Se non l'hai capito, ripassa da qui, ripassa da noi.